A Ferragosto, per chi rimane in città, l'evento è sempre in Prato della Valle con il consueto spettacolo pirotecnico. Strade chiuse già dalle 21 con sbarramento in cemento armato e 150 uomini tra questura, carabinieri, vigili, sanitari, pompieri e protezione civile. In campo per la prima volta anche gli steward a presidiare le uscite di sicurezza. Ad accompagnare lo spettacolo il palco di Radio Company che ha regalato emozioni per circa 4 ore. Molti gli artisti famosi in scaletta, da Nina Zilli a Elodie, a Jen Morel con il suo tormentone estivo Ponteme, poi Federica Carta, Carolina Marquez, Sergio Muniz e i Blonde Brothers. Alle 23:30 poi tutti col naso all'insù ad ammirare lo spettacolo piromusicale. Tutto è andato per il meglio, anche se in Prato sono entrati venditori abusivi e bottiglie di vetro. Ricordiamo che per chi si fosse perso lo spettacolo dal vivo, la replica su Swishamer Channel Premium è alle 12, oppure potete trovare il video completo della manifestazione sul nostro account di YouTube e i contenuti extra con la fotogallery sul nostro sito internet o nelle nostre pagine social. Swishamer Channel News, Padova.